Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Secondo ospite di puntata che ci porta al centro esatto della musica, quella che ha segnato mode, epiche e destini di tantissimi fedelissimi che romanticamente sono definiti, tra questi ci siamo anche noi, caro Michele, i figli dei Pooh. Ed è proprio di loro questo straordinario complesso musicale che oggi è protagonista nel libro a firma di Mauro Bertoli, che abbiamo in diretta telefonica, dal titolo I Pooh, atto di nascita 1962-1967. Iniziamo subito a presentare il nostro ospite chiedendogli di salutarci e di dare subito la linea a Mauro Bertoli. Buongiorno a tutti, serena giornata. Buongiorno. Chi è Mauro Bertoli? Mauro Bertoli è un ragazzino di 77 anni che si diletta a fare musica, Sì? la propria musica, ha fatto tantissime altre cose nel corso della sua vita, ha fatto l'imprenditore, ha fatto il ragioniere, ha fatto il musicista, si è sempre divertito, cioè ha sempre cercato di prendere tutte le cose dal lato giusto, va bene, cercando il lato divertente, il lato migliore, l'entusiasmo Poi, per fare questo. Se lei è vissuto immerso nella musica, quale gioia maggiore è quella di ascoltarla, ma soprattutto farla la musica? Allora, innanzitutto non mi dare del lei per cortesia, perché mi invecchi e questo non mi va bene. Vabbè, allora Mauro, poi ti do al musicista non si dà mai del lei al musicista. Le do del voi. No, mai. Mauro, ma sei emiliano o romagnolo? No, io sono emiliano, sono nato a Bologna, al Sant'Orsola, in pieno centro di Bologna, quasi sotto le due torri. No, si sentiva leggermente l'accento toscano, è per quello che hai voluto sottolineare. Oddio, l'S non è propriamente toscana, immagino. Bene, che sono abbastanza riconoscibile in questo. Iniziamo ad andare un pochettino dentro a questa sua opera che parla dei Pooh nella loro origine. Vittorio Costa, nel suo contributo alla prefazione, descrive il tuo libro come un raccontare la parte della storia dei Pooh, ovviamente meno nota, ma forse la più difficile, quella degli inizi, quella delle speranze e anche delle delusioni, giusto? Giustissimo, questo libro premette una cosa, è stato scritto con una sorta di rivalsa, cioè i Pooh attuali, una colossale macchina da guerra, organizzati al 100% nel migliore dei modi, hanno voluto in un certo qual modo fare tabula rasa del passato e far nascere il gruppo nel 1968 con l'uscita di Piccola Chetti, che è stato il brano debutto, che ha dai, iniziato, diciamo, la carriera degli ultimi Pooh. Ecco, questo mi ha particolarmente non dico infastidito, ma mi ha fatto rabbia per il semplice fatto che non mi sembrava giusto dimenticare gli inizi, dimenticare tutti i sogni, i sacrifici fatti da un paio di ragazzi con l'aiuto di altri amici per fare un gruppo di un certo spessore, eccetera, che loro poi hanno continuato, direi nel migliore dei modi. Per cui ho scritto questo libro proprio per fare chiarezza, per mettere un po' di sincerità in questa storia volutamente dimenticata. Ho capito. Loro di tanto in tanto dicono sì, grazie a Valerio Negrini e Mauro Bertoli noi siamo qua, però
è più di è forma più che di sostanza, Mauro. esatto, è più un formalismo Certo. Vabbè, che ma altro. noi concentriamoci su quello che è stato l'inizio e quello che ti appartiene dei Pooh. L'intera opera, il tuo libro, l'hai dedicato a questo grande batterista, ma soprattutto autore di testi, Valerio Negrini, giusto? Certo, dedicato interamente a lui, perché se proprio vogliamo mettere i puntini su lì, il gruppo è stata una, insomma, sua idea, cioè venne lui da me per propormi insomma, la nascita di questo gruppo. Io sono sentito abbracciare l'idea con tutto l'entusiasmo possibile, partimmo con un duo e poi diventammo un trio e poi un quartetto e poi un quintetto, e nacquero i Jaguars, e poi da qui con un colpo di fortuna l'anno dopo vennero i Pooh. Bello, bello. Tu sei stato il chitarrista di questa formazione dei Pooh e la chitarra... Ero voce solista e chitarra solista allora, a quei tempi. Infatti nel nostro primo long playing, per quelli come noi, io canto 7 pezzi su 12 e negli altri faccio cori e insomma ok. Quello che poi ti ha sostituito, il do di battaglia prima versione, giusto? Anche lui bolognese per giunta. Beh, non subito, perché prima io Dunque Smisi e il chitarrista ritmico del gruppo Mario Goretti prese il mio posto per 8-9 mesi, poi dopo si dedicò ad altre cose e quindi entrò insomma battaglia, ok. Di battaglia eccetera. Però questa domanda te la devo fare, Mauro: ma cos'è per te la chitarra? La chitarra, direi che è il mio braccio destro, più o meno. Io comprai la mia prima chitarra che insomma avevo 13 anni. Non sapevo neanche cosa fosse una chitarra, ero affascinato da questo strumento, da queste corde, da questi colori, da questi legni, e cominciai da solo a metterci le mani sopra, autodidatta, e poi pian piano, insomma, nel tempo. Un po' alla volta. Ho preso un po' la mano. Perché parlando di Negrini nel capitolo tu l'hai intitolato Gli opposti si attraggono? Per il semplice fatto che lui era un carattere molto molto forte, direi estemporaneo, non aveva paura di niente, una grinta terrificante, e io ero l'esatto opposto, insomma, appunto ero un ragazzino timido, chiuso, e lui ha lentamente operato in me una trasformazione, proprio facendomi dei veri e propri lavaggi del cervello, va bene, e mi ha dato quella sicurezza e quella sfrontatezza giusta per affrontare il proseguo. Giugno 1964, la data del debutto dei Jaguars, giusto? Ti appartiene questo? Caspita, e come? Raccontaci qualcosa, dai, di questo debutto. Dopo qualche mese di prove eccetera, debuttiamo al Circolo dei Post Telegrafonici in pieno centro di Bologna, ottenendo un successo notevole, e veniamo notati dal gestore di un locale sempre in centro a Bologna, che era una sorta di cover club, no? Sì. Veniamo scritturati per l'intera stagione, da settembre fino a maggio dell'anno dopo, e lì sboccia in pieno proprio il gruppo, cioè lì senti, cresciamo, otteniamo tutti i riconoscimenti dovuti, tant'è che qualche mese dopo, nel 65, per una casualità, veniamo notati da uno degli agenti di Armando Sciascia della Vedette Records di Milano,
il quale ci ascolta, ci prende, benché ancora immaturi, ci fa crescere e ci cambia nome e da lì nascono i Pooh. Bene, bene. Che poi è Pantros, giusto quello di cui stiamo parlando? E Aliki Pantros, che era la segretaria di produzione della Vedette Records, futura moglie di Sasha, una greca, bionda, altissima, carattere forte, tempra giusta, la quale dice no, Jaguars è un nome brutto, un nome... no, ci vuole un nome corto, orecchiabile, Winnie the Pooh. Ecco, questo sarà il vostro nome. Sì, che poi Facchinetti lo rievoca spesso questo aneddoto. È giusto che Facchinetti è stato anche l'autore della prefazione. Quando arriva lui nel gruppo si respira un'aria di novità, giusto? Assolutamente, per il semplice fatto che lui porta entusiasmo, porta forza, porta brani soprattutto anche, perché lui era già compositore, no? Per cui abbandoniamo l'idea delle varie cover e iniziamo il percorso vero e proprio dei Pooh, cioè brani nostri, certo. arrangiati da noi, interpretati da noi, eccetera. E andando avanti poi racconta anche quando entra in scena Riccardo Fogli. Al Piper di Milano, 1966. Fogli con un gruppo rock di Pontedera, gli Slenders, voce straordinaria, al basso un po' meno, però la voce era tanta, insomma, figura imponente, bellissimo, capello lunghissimo, catini, fiocchetti dappertutto, le donne impazzite. Ed era la voce solista che mancava, insomma, al gruppo. Sì. Per cui Valerio fa la proposta e io ho il compito ingrato di liquidare il nostro vecchio bassista. Bravissimo, un ragazzo meraviglioso, però un po' caratteriale, per cui è stato un distacco un po' brusco comunque. Vabbè. Comunque Riccardo Fogli appartiene alla storia di Pooh. Tra gli autori di recente pubblicazione abbiamo Mauro Bertoli, uno dei fondatori dei Pooh, quando nel suo libro Atto di nascita 1962-1967 ha messo su carta una serie infinita di storie, di aneddoti e soprattutto di bellissime foto dell'epoca. Allora andiamo un po' avanti e diciamo un pochettino, visto che stiamo parlando dei Pooh, Mauro, cosa ti piace ricordare del tuo ultimo concerto con i Pooh a Bergamo? C'è Marco? Mauro? È stato, sì, sono qua. Stavo ritornando nel tempo, ma guarda, è stato un misto di forti emozioni. Commozione senz'altro, tant'è che avevo la gola stretta e la fatica a cantare era tanta. Smarrimento nell'ambito del gruppo perché se ne andava uno dei due fondatori. Rabbia da parte di Valerio, che col suo carattere forte non ha mai digerito forse questa mia scelta di uscire. Fretta di finire da parte mia perché non ne potevo più. Proprio addirittura la gola era stretta, un nodo terrificante, commozione e una serie di immagini che mi scorrevano davanti durante il concerto. È stata una serata da un lato meravigliosa, dall'altro molto molto sofferta. Emozionante, da Mauro, forse è giusto questa attribuzione qua, o no? A prescindere. Direi troppo emozionante. Super emozionante, dai, è bella questa cosa qua. Emozionante è una parola riduttiva, cioè un aggettivo riduttivo.
I Pooh che oggi come band si sono sciolti dopo soprattutto la grande perdita di un amico, è stato un mio grande amico, Stefano Dorazzi. Abbiamo scritto un libro insieme su una canzone dei Pooh. Ho avuto la fortuna e l'occasione di incontrarlo, conoscerlo. Sì. In poco tempo comunque ne ho un ricordo meraviglioso. Innanzitutto la cosa stupenda era che ti guardava sempre fisso negli occhi profondamente mentre parlava con te. E questo era un fattore molto molto positivo per conto mio. E poi una sensibilità e un'intelligenza straordinarie, unite ad una dialettica formidabile e un vulcano di idee. Questo era in breve la figura di Stefano Dorazzi. Sì. Persona meravigliosa, vero, grande perdita dal gran buon cuore. Non era quello che suonava i tamburi, ma era l'anima dei Pooh, o una parte dell'anima. Era tutto un insieme di cose, un grande organizzatore, un regista formidabile, ottimo paroliere, poi fa le altre cose. Tante belle. Una di queste, Buona fortuna e buon viaggio, che è diventata poi il libro. Falsetto eccezionale che ha continuato la caratterizzazione delle vocine dei Pooh. Sì. Bene, lo ricordiamo con grande affetto e amore e dicevamo, questa band che comunque non vuole assolutamente ancora appendere gli strumenti al chiodo, perché c'è una reunion proprio qui a Verona il 29, il 30 settembre e il 1° ottobre nello spettacolare anfiteatro dell'Arena di Verona, per cui questa band ancora non vuole sentire di fermarsi per sempre, la famosa chi fermerà la musica, o no? Certamente. E nel loro DNA io penso che abbiano interrotto il loro percorso per una sorta di sbandamento dovuto appunto alla morte di Valerio. Questo li ha un po' spiazzati, disorientati, per cui hanno preso, direi, un momento di pausa, continuando a fare musica, ognuno per i fatti propri. Sì, per conto proprio. Red, Robby, Dodi, però il cuore del gruppo, insomma. Loro sono bravissimi, ottimi esecutori, però il successo è nell'unione, bravo, è nell'unione. Non dei singoli. I singoli sono, come torno a dire, bravissimi, però il cuore è nel gruppo. Certo. Michele, hai da fare qualche domanda a Mauro? Una domanda che prima ascoltando Mauro di quello che diceva durante il suo ultimo concerto, quello di addio con i Pooh, mi è venuto in mente questa cosa da chiedere, fermo lasciando quelli che sono state le proprie decisioni che hanno portato appunto Mauro ad andare via dal gruppo, ma al di là di questo, negli anni, dopo tutti questi successi che i Pooh hanno avuto e che stavano riscuotendo in tutta Italia e in parte del Sud America e quant'altro, ma quello che io mi sento di chiedere, Mauro, ma ne è valsa la pena quella uscita dal gruppo? Ne è valsa la pena senz'altro, per il semplice fatto che io non sono mai stato legato al successo e al denaro. Io ho sempre inseguito la musica, però da punti di vista diversi, cioè io non amavo molto il palcoscenico con tutte le sue luci, il chiasso della gente, chiamiamo l'affetto. Io non l'ho mai ritenuto molto tale quanto una sorta di mi manca la parola, di frenesia, diciamo, no? Amore per il palcoscenico e basta, quindi. Per questi idoli, cioè nella gente c'è il bisogno di avere idoli, avere punti fermi. I Pooh sono stati senz'altro uno di questi. E manifestavano questa
questo loro attaccamento con urla, chiasso, voglia di toccarti, spesso invadenza. Ecco, queste sono cose che io ho sempre mal sopportato. Io amavo molto molto di più l'intimità di uno studio di registrazione, nel quale comporre, nel quale arrangiare, nel quale creare musica, al di fuori delle masse, di tutti i contorni che ne fanno seguito. Per cui ho fatto questa scelta che mantengo viva, perché tornassi indietro farei la stessa cosa. Perfetto, grazie della risposta. Diciamo che Mauro, più che il successo della gente, il suo successo è stato questo amore per questo strumento che è la chitarra, che secondo me ti ha esaltato più di ogni altra cosa. Quelle 6 corde sono state davvero migliaia di applausi uno dietro l'altro ad ogni nota nuova. Giusto, Mauro? Sì, anche se da qualche anno a questa parte suono, insomma, più il pianoforte, diciamo, dell'amata chitarra, cioè la uso per accompagnamenti, per contrappunti, assoli, ma la mente è più che altro rivolta al pianoforte, perché è uno strumento più ampio, più completo e più mi da dà modo composizione, di certo. svolgere meglio le cose che faccio. Bene. Allora, siamo anche oltre il tempo massimo di questo mio spazio radiofonico, però devo farti ancora 2 domande. Una, l'esperienza con Edizioni 03, che poi è colei che ci permette questo spazio culturale, come la sintetizzi almeno fino a questo momento, dato che il libro è uscito da poco, no? Ma, mi è parso subito come un'ottima organizzazione, molto molto entusiasta, molto carica di ottime intenzioni. Mi sono trovato bene fin dal primo momento, ci ho creduto, loro hanno creduto in me e niente, cioè, si va avanti con una collaborazione molto molto fattiva e insomma vedremo cosa mi sortirà. I propositi sono ottimi. Dobbiamo salutarci, Mauro. Ti lascio lo spazio del microfono per ringraziare i radioascoltatori e soprattutto invogliarli a leggere il tuo libro, perché poi alla fine è quello di cui noi vogliamo essere portavoci, cioè far conoscere questo IPU Atto di nascita 1962-1967 a firma di Mauro Bertoli. Ringrazio di cuore tutti quanti vorranno avere nella propria bacheca questo libro, che è una pagina di storia reale, vissuta, raccontata col cuore e con assoluta sincerità su come si sono svolti veramente i fatti, su come è nato questo gruppo storico che ha segnato la musica italiana e continua a farlo, e ritengo che uno non possa professarsi fan dei Pooh senza avere letto questo libro, questa pietra miliare che ho voluto scrivere proprio per far conoscere a tutti come sono andate le cose. Come sono andati i fatti dal primo giorno, esatto. Come sono andati i fatti e come oggi quelli che sono i successi dei Pooh hanno una radice lontana, di cui uno dei seminatori più importanti è stato senza alcun dubbio Mauro Bertoli, che ringrazio di essere stato qui con noi. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.